Vai Dani, fammi strada. Ho quasi paura. Ah, mica, precisi. Ciao. Ciao. Sembra la casa del Teo. Giamaica, ma sì, proviamo. Permesso. Ciao. Ciao, ciao. Poi Silvio, facci ciao. Ciao. Quando sei famoso diventi un personaggio pubblico. No, ti prego, no, ti prego, no. Facciamo un imprinting generale, dove Gianluca vi dà anche un'indicazione di suono, sì, bella così. Io nel frattempo metto a posto i microfoni, le acustiche ho già delle indicazioni da parte sua, poi andremo avanti a fare. E poi passiamo poi nel pomeriggio a fare tutte le registrazioni del caso. Quindi ci focalizziamo adesso su un po' i suoni. E poi quando si può iniziare a lavorare si lavora. Più che altro per avere un suono crunch, no? Perché hai bisogno del crunch comunque. Sì. Ah, non è proprio pulito. Che vedi. Renzo come fotogenico. E poi la didascalia ritrovato M13. Ha bisogno di strammi estremamente puliti. Non è stato ucciso. Vai. È un bel squillante, se devo dirti la verità. Prova a mettere a seconda posizione anche qua. Però le Telecaster ancora. Qua è veramente un ghiacciolo. Ho un modello simile, l'ho stessi piccati, proprio così la chitarra. Devi tenerla estremamente pulita, compressa per il funk e per le cose lì. O per lo scatto, perché quella ti andrà benissimo. Però così non riesci proprio a spingere, senti solo se tiro sul canto. Prima posizione. Speriamo che il manico sia più o meno a posto, perché l'ho visto che era il re che prima ballava. Foto, video, chiudo di tutto qua. Sì, facevo le foto. Quando hai amplificatori valvolari, se hai la possibilità, il master, in questo caso è più o meno la stessa cosa, però beh, se hai due canali, il master sempre al massimo o quasi. E tenere indietro quell'altro. Sì, perché il master lavora sulle valvole di finale, capito? E le valvole più lavorano e più godi come un po', capito? Cioè, Avevo sempre fatto il contrario. esatto, però non fai lavorare il finale, che è quello che in realtà dà il suono valvolare, cioè quello che dà il suono grosso, il sustain reale. Invece a me è sempre detto lavori sul pre e poi invece una cagata. Dani, com'è stata questa prima mattinata? Parlo piano perché sennò mi sentono. Quella è la prima. No, bello. Ho imparato un sacco di cose. Non c'è niente da fare, quando si lavora con i professionisti si impara. Bello, molto soddisfatto, adesso però devo iniziare a suonare.